Bentrovati, ancora qua a Badia, Professor Maggi, con Claudio e Luca. Luca. Ci cambiamo argomento, parliamo di FAF, qua siamo vicino all'Adige, Sì. L'inquinamento della FAF. FAS. PFAS. A me manca un po' di alfabeto. Non però. si preoccupi, non si preoccupi. Manca un po' di alfabeto. Comunque, che inquinamento è? Quello lì, che poi tra l'altro era stato rilevato prima sull'Adige, poi adesso per simpatia anche sul Po, che tra l'altro dicono che il Po ha una molecola che è diversa dalle altre, eccetera, eccetera. Vai. Beh, allora intanto bisogna dire una cosa, che non so se tutti sappiano, così la rendiamo famosa. Il Veneto non ha nessun affluente sul Po, quindi tutto l'inquinamento che c'è sul Po del mondo viene dalla Lombardia, viene dall'Emilia Romagna, viene da tutti gli affluenti del Po, perché il Veneto non sversa sul Po. Quindi l'inquinamento da PFAS è perché non ci sono sufficienti attenzioni da parte dei comuni e delle ASL, delle regioni, lo chiamano tecnicamente bacino imbrifero, cioè il Po dal Monviso va in mare e tutti gli affluenti. I comuni e le zone industriali che non sono sufficientemente pieni di impianti di depurazione, perché altrimenti questo, tra l'altro, la cosa che viene scordata, ma non deve essere scordata, non battere qua, se no poi si sente. Chiedo scusa. La cosa che non deve essere scordata è che noi beviamo l'acqua che viene depurata, noi e la provincia di Ferrara, che viene depurata dai nostri impianti, dove spendiamo un sacco di soldi per rendere potabile un'acqua che insomma non è proprio buonissima, ma non c'è un controllo così determinato come dovrebbe essere, e quindi purtroppo questa è una cosa che il Veneto è carente nel lanciare l'allarme. Questo lo conosco bene, sai, perché da quando ho fatto l'assessore all'ambiente del comune di Rovigo qualche anno fa, questa è sempre stata una battaglia, perché dicevo ai lombardi e ai piemontesi: guardate che a noi non piace mica bere la vostra cacca, sapete, voi tenetevela e fatela depurare. Esce dall'inquinamento della Maiteni, quell'industria della Maiteni, sì, in provincia di Vicenza, che tra l'altro è fallita, quindi non è neanche attaccabile. Certo. E quindi questo qua mi porta anche alla Coimpo, eccetera. Bisogna perché non si aumentare. riesce? No, la domanda è questa: perché un'azienda può fallire e lasciare tutti i problemi al territorio, perché non ci sono delle garanzie prima, delle assicurazioni prima? Hai ragione. Vedi la Coimpo, dove che aveva un'assicurazione fittizia, falsa, dove le assicurazioni erano o esaurite o false o erano bulgare. Il problema, chi controlla chi? Ecco, il nostro problema nel nostro paese è l'ipocrisia dei controlli, perché non c'è bisogno di controllare tanto, i controlli devono essere pochi ma efficaci. Ci sono 30 sistemi, 30 agenzie che controllano, sta sicuro che questi qua fanno quello che vogliono. La provincia ha delle competenze, il comune ne ha delle altre, la regione ne ha delle altre, e anche il conflitto di competenze. Però la questione dei controlli deve essere sempre più accentuata. Devo dirti che sulla PFAS c'è un'ipocrisia generale da parte dello Stato, perché è la regione Veneto che è all'avanguardia nell'esaminare questo elemento chimico pericoloso, e perché non riguarda solo quell'azienda lì, riguarda anche altri elementi, e quindi bisogna aumentare, mi permetto di dire, la pressione dell'opinione pubblica. Sì, è vero, dopo probabilmente per aumentare la pressione dell'opinione pubblica bisogna che... Sì. Guarda che Leandro, che è l'opinione pubblica la garanzia della democrazia, perché solo se la democrazia è il frutto dell'opinione pubblica. Perché l'opinione pubblica non interviene? È perché c'è carenza anche perché c'è tanta ipocrisia. Che cos'è la democrazia? Il controllo della cosa pubblica in modo trasparente. Non è mica tanto, sembra un concetto semplice, ma nella sua semplicità non è facile da fare. Vabbè, detto questo, com'è che possiamo risolvere il problema? Perché alla fine chi controlla chi, però... perché c'è una grande ipocrisia, e purtroppo non c'è
non c'è una coscienza vera che non sia quello di gridare, ma di controllare i fatti. Noi siamo un paese ipocrita, purtroppo. E con questo avvilimento però, grazie, però tu che puoi, suggerisci un'assicurazione obbligatoria buona? ma ci sono le leggi, devono essere fatte rispettare, basta guardare la Coimpo. Comunque dobbiamo dire una cosa, noi abbiamo brindato con il vino, circa 20 anni fa il vino al metanolo ha determinato un crollo totale del vino italiano, i produttori e tutto il paese si è tirato su e adesso è fra i primi al mondo. Questo vuol dire che siamo in grado di reagire. Sì, potremmo parlare del prosecco e altre cose, ma questa è un'altra storia. Alla vostra domani.